Leonardo Sciascia guardato attraverso gli occhi della contraddizione, ma una contraddizione che sicuramente era intrinseca anche nella sua persona. Perché è importante questo aspetto nel pensiero di Leonardo Sciascia? Perché Leonardo Sciascia comprende, e qui è davvero geniale, che se c'è la sofferenza nel mondo, se si soffre perché c'è l'ingiustizia. Ma perché c'è l'ingiustizia? C'è l'ingiustizia perché l'uomo è un essere contraddittorio. Cioè l'uomo si comporta in modo totalmente diverso da come dovrebbe comportarsi. O meglio, cerco di essere ancora più esplicito, lui si comporta in modo diverso dall'impegno che pubblicamente ha assunto. Questa contraddizione però a che cosa va incontro? A che cosa va? Che l'uomo è ingiusto, che crea ingiustizia, che crea sofferenza. L'aspetto della contraddizione nelle opere di Leonardo Sciascia, nel pensiero dello scrittore di Racalmuto, sono stati il tema di questo interessante incontro questa sera al Castello di Chiaramonte. Ma perché è importante la contraddizione in Leonardo Sciascia? Perché se è vero che la contraddizione sovrintende la letteratura di tantissimi autori isolani e non, da Vittorini a Brancati, allo stesso Tomasi di Lampedusa, è anche vero che questo principio di contraddizione assume un aspetto significativo in Leonardo Sciascia proprio perché riesce ad assurgere alla sua sintesi, seguendo infatti un percorso che spazia dalla filosofia hegeliana e abbraccia anche la sociologia. Sciascia ne fa una marca antropologica caratteristica del popolo siciliano e racalmutese nello specifico. È stato detto che la contraddizione è intrinseca nell'essere umano, ma perché in Sciascia assume un'importanza particolare? Probabilmente perché Sciascia la analizza come elemento fondante del tempo in cui vive e opera, quindi non soltanto come insegnante ma come politico e come uomo di letteratura che assiste costantemente alla contraddittorietà degli eventi che caratterizzano l'Italia a cavallo tra gli anni 50 e la fine degli anni 60. Ma il suo pensiero era contraddittorio? Sì, e lo afferma lui stesso con quella che finisce per diventare una sfraghisse, cioè una marca significativa del pensiero sciasciano: ho contraddetto e mi sono contraddetto. Grazie al Circolo Culturale Liberarci in questi mesi abbiamo programmato delle attività culturali veramente molto importanti e partecipate. Come teatro è stato sempre il Castello di Chiaramonte, che è il castello rappresentativo, è il luogo più importante della città. Abbiamo presentato i libri di Carmela Antinoro, di Fina Bellomo, di Antonio Sutera, di Giacomo La Russa e tanti altri. Oggi invece è stato il giorno della presentazione del libro di Enzo Di Natale, avente come oggetto Leonardo Sciascia e il suo pensiero per quanto riguarda la contraddizione umana. Nei prossimi giorni abbiamo altre attività in programma. A partire da sabato, giorno 11, saremo a manifestare ad Agrigento a piazza Ravanusella per la pace, mentre il 24 insieme al Circolo Ampi di Favara organizzeremo un dibattito sulla Costituzione e sull'autonomia differenziata. Protagonista sarà l'onorevole Vallone, mentre il 15 dicembre presenteremo il libro di Emilio Milioti che parla di fiabe. È un impegno molto importante, quello culturale, che noi proviamo a portare avanti sempre con più forza perché riusciamo a coinvolgere ogni giorno sempre di più.